C'è questo punto di domanda: si può o no andare dal parrucchiere o dal barbiere fuori comune? Allora, comunicazione nella centinaia di maestre di ieri, si può, basta solo consigliare al cliente di mettere sull'autocifikazione il posto, il negozio, il nome del negozio, l'orario e il numero di telefono e quando il cliente esce dal negozio rilasciamo giustamente la ricevuta fiscale e la mostrano se vengono fermati al loro rientro. La polemica era scoppiata dopo che nelle FAQ della Regione Veneto era apparsa questa domanda: ci si può spostare fuori comune per recarsi presso esercizi di estetica o parrucchiere? Risposta: no, non costituisce elemento che la normativa considera tale da giustificare l'uscita dal comune. Una posizione che ha fatto insorgere parrucchieri, barbieri e centri estetici. Secondo me siamo stanchi tutti di questa situazione, per cui sta aumentando la paura di tutto ciò, per cui logicamente hanno molta paura a chiedere l'appuntamento e l'orario e se si può e se non si può. Dopo il lockdown di primavera, queste attività hanno riaperto nel rispetto di tutti i rigidi protocolli anti-Covid, protocolli che hanno dettato nuovi tempi di lavoro, una gestione diversa dei negozi, nuove organizzazioni. È cambiato persino il rapporto con il cliente. Non c'è più quell'approccio amichevole, è un po' più distaccato l'approccio, c'è meno confidenza e un po' più di riservatezza. Questo è proprio per la paura di questa pandemia.